Buon anno! Ma qualcuno di voi dirà, Monica di Valgrande è impazzita. Cosa sta succedendo? In realtà il buon anno diventa per me un pretesto per parlarvi della giornata di oggi, che è l'11 novembre ed è una data importante per il mondo dell'agricoltura, in quanto oggi è definito, la giornata di oggi è definita Capodanno dell'agricoltura o Capodanno agrario, perché venivano a decadere quei contratti che si firmavano nell'ambito di un'azienda agricola, che vedevano coinvolti i proprietari terrieri con i loro mesadri. Attualmente però noi, se parliamo a San Martino, pensiamo al vino novello, quindi all'abitudine di incontrarsi in qualche locale, in qualche abitazione privata per assaggiare il vino novello, per mangiare le castagne, per mangiare qualche pezzo di zucca, pezzi di patata americana o altri dolci di questa stagione. Parlando però sempre di San Martino, riaffiorano i ricordi della nostra infanzia, soprattutto se io vi cito questi passaggi che richiamano alla memoria i nostri momenti scolastici. E dal ribollir dei tini va l'aspro odor dei vini l'anime a rallegrar. Gira sui ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, bla 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 bla. Se qualcuno di voi si ricorda il poeta di questi passaggi, io vi invito a scriverlo qua sotto.